Allora, io credo che in questo momento, o meglio negli ultimi decenni, il problema principale, non solo italiano, ma diciamo planetario, sia riassumibile con una parola, la parola è oligopolio. Oligopolio significa che sono pochi operatori a detenere la grande maggioranza del mercato. E questo è dovuto a diversi fattori. Uno dei principali sicuramente è l'introduzione dell'elettronica e dell'informatica, perché elettronica e informatica hanno velocizzato a dismisura le velocità con cui si possono compiere le transazioni, le operazioni finanziarie e le comunicazioni in generale. Sappiate per esempio che adesso per fare un'operazione bancaria in qualsiasi parte del mondo ci vogliono 0,2 non secondi, ci vogliono 0,2 millisecondi. E la borsa di New York ha sostituito il suo sistema a fibre ottiche perché le fibre ottiche sono troppo lente. Ora, chiunque di voi abbia un minimo di conoscenza tecnica sa che le fibre ottiche sono dannatamente veloci, però per loro sono ancora troppo lente, sono passati a un sistema di puntamento laser che gli fa guadagnare qualche millesimo di secondo. L'oligopolio negli ultimi decenni ha assunto tinte drammatiche. Sappiate che per esempio dei 500.000 miliardi di derivati che ci sono nel pianeta, e per chi ha qualche anno in più dirò che 500.000 miliardi di euro sono 1 miliardo di miliardi di lire, quindi andiamo veramente a livello di paperoni e paperoni. Il 90% di questa enorme cifra è in mano a 5 banche e 5 SIM, le società di intermediazione immobiliare. Quindi questi 10 soggetti hanno in mano il 90% di questi prodotti finanziari, 1 miliardo di miliardi di lire, che determinano largamente non solo gli esiti di determinati investimenti, ma molto spesso anche il prezzo delle materie prime, perché forse voi non sapete che molte materie prime sono fortemente influenzate dall'andamento dei derivati, che sono scommesse sul prezzo futuro che avrà una determinata specie commodities, quindi materie prime ma anche cibo, perché si può scommettere tranquillamente anche sul cibo. E infatti gli ultimi due innalzamenti subitanei dei prezzi di cibo che sono avvenuti negli anni passati non sono stati causati da scarsità di quel cibo, ma proprio dal mercato finanziario, da speculazioni finanziarie che ne avevano elevato il prezzo. Noi dal dopoguerra ad oggi non abbiamo mai più avuto scarsità di beni alimentari, ma i mercati finanziari possono fare questo. Vi faccio un esempio: ogni giorno vengono scambiati sul mercato reale 80 milioni di barili di petrolio, e questo ovviamente ci sta, visto che siamo basati sul petrolio. Però nello stesso giorno, invece di 80 milioni di barili reali, sul mercato speculativo ne vengono scambiati 1 miliardo, quindi circa 15 volte di più. Ed è questo che determina il prezzo del barile di petrolio, non effettivamente la sua consistenza, la sua quantità disponibile in quel momento. Allora abbiamo queste 5 più 5 società che hanno il 90% dei prodotti derivati, abbiamo 5 compagnie petrolifere che detengono la stragrande maggioranza appunto del mercato del petrolio, non sono più le 7 sorelle, sono 5 adesso. Abbiamo 4 società che detengono il mercato dell'agrichimica. Pensate, l'agrichimica è un mercato immenso, deve sfamare il pianeta, e ci sono 4 multinazionali che detengono la stragrande maggioranza del mercato dell'agrichimica. Abbiamo 8 società che detengono la maggior parte del mercato farmaceutico. Abbiamo 10 società che detengono la grande distribuzione organizzata, e la grande distribuzione organizzata è quella che ci dà non solo da mangiare, ma praticamente tutto in tutto il pianeta. Non occorre di essere dei grandi esperti per vedere che sia in Italia a livello locale sia nel pianeta ai piccoli negozianti si sta sostituendo la grande distribuzione organizzata che detta i prezzi, detta letteralmente i prezzi. Può permettersi di andare anche sotto costo per determinati periodi pur di annullare la concorrenza. Allora, avete notato che ho fatto delle cifre, e queste cifre sono molto basse: 4, 10, 7, 5.
questi soggetti hanno in mano il pianeta. C'è uno studio del Politecnico di Zurigo, quindi Svizzera, che si sono presi la briga di determinare gli incroci azionari tra le grandi aziende per verificare le compartecipazioni, e hanno scoperto che ci sono 50 enormi raggruppamenti di aziende che hanno in mano il 90% del mercato mondiale. Di questi 50, le prime 40 sono banche, quindi poi parleremo senz'altro un attimo di banche, perché sono le banche e le assicurazioni che fanno corpo unico, che hanno letteralmente in mano il destino del pianeta. La minoranza che governa la maggioranza. Esattamente, oligopolio, quello che ho detto all'inizio. L'ultimo oligopolio è secondo me però quello ancora più importante, perché è l'oligopolio dell'informazione. È l'oligopolio dell'informazione, e chi controlla l'informazione controlla letteralmente la vita di ciascuno di noi. Ora, l'80% dei flussi informativi, l'80% viene veicolato da 4 agenzie di stampa. 4 agenzie di stampa hanno in mano l'80% dei flussi informativi mondiali. Sono 2 compagnie statunitensi, l'Associated Press e la United Press, una inglese, la Reuters, e una francese, la Associated Press, la France Press, scusate. Stati Uniti, Inghilterra, Francia. Allora, a scuola avete studiato tutti il colonialismo, vi ricorderete che cos'è, vi ricorderete chi erano i soggetti attivi che facevano colonialismo, e adesso sono passati secoli ma non è cambiato assolutamente nulla, è diventato solo un neocolonialismo, e il mezzo principale è il dominio della comunicazione. Se voi guardate la stragrande maggioranza dei flussi informativi che arrivano dal sud del mondo, dai paesi poveri, sono veicolati da queste società, che sono società dei paesi ricchi, e mediamente solo il 30% delle notizie giornaliere è rilevante, è concernente la stragrande maggioranza del pianeta, che sono i paesi del sud e i paesi in via di sviluppo. Ora, questo era per darvi un quadro generale, per passare adesso al pratico, perché le soluzioni sono 2 essenzialmente. Sono le soluzioni dall'alto, che teoricamente dovrebbero essere fatte dalla politica, e le soluzioni dal basso. Le soluzioni dall'alto teoricamente dovrebbero fare i parlamentari. Adesso io, dopo 3 anni passati in Senato, posso dire per esperienza diretta quello che comunque già si sapeva, che la politica o non vuole, nella grande maggioranza dei casi, o non è capace. Guardiamo l'esempio che abbiamo proprio qui in Veneto, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Quello che è successo era matematico, tanto è vero che chi aveva dei consulenti, neanche dei consulenti, se n'è andato diversi anni fa, perché aveva capito quello che stava per succedere. Ora, una politica che per 20 anni o è cieca o è complice, quindi o è incompetente, perché dovevano sapere quelle cose, le sapevo io che fino a 3 anni fa ero un cittadino normale, le sapevano le associazioni di consumatori, le sapevano, era il segreto di Pulcinella quello che stava succedendo. Una politica che si è tappata occhi e orecchi, o peggio ancora, secondo me, è stata fortemente complice per lo scambio di favori, è una politica appunto che o non vuole risolvere il problema o non è capace. La soluzione quindi rimane dal basso. Io, dopo 3 anni di esperienza in Senato, vi dico non aspettatevi un granché da questa politica, non aspettatevi un granché, ma non demoralizzatevi, perché soluzioni dal basso sono già pronte. Adesso ve le elenco più o meno in ordine alfabetico, e vi dico anche già subito che quello che dico lo trovate scritto, in maniera che se qualcuno si dimentica qualcosa, vuole approfondire, vuole avere tutti i riferimenti, lo troverà scritto, perché è uno sforzo che ho fatto di mettere tutto quanto nero su bianco. Valente, se man mano che vado avanti mi scrolli giù il video, anche se serve più che altro a me per fare
per fare il libro locale. Allora ci sono alternative praticamente su tutto, alternative etiche per le quali non dovete fare nulla se non aderire a costo zero. Allora partiamo con quelle più importanti, che sono banche e assicurazioni, che vorrei che fossero quelle che vi rimangono più nella testa, perché vi ho spiegato prima, vi ho dato anche alcune cifre. Banche e assicurazioni sono quelle che letteralmente ci possiedono, proprio fisicamente, possiedono le imprese, le grandi distribuzioni, la grande distribuzione organizzata, la farmaceutica, il petrolio, possiedono tutto e quindi hanno la maggiore influenza sulla nostra vita. Ora abbiamo un'alternativa etica che si chiama banca etica, è nata 16 anni fa, io sono socio da 15 anni, ed è una banca normale messa allo specchio. Voi prendete una banca normale, mettetela allo specchio, l'immagine riflessa quella è banca etica. Così spero di avervi detto in pochi secondi che cos'è. Vi do anche una cosa più tecnica che dovrebbe ulteriormente garantire. Banca etica non ha mai distribuito dividendi. In 16 anni di vita Banca Etica non ha mai distribuito dividendi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che ha guadagnato non lo ha mai distribuito ai soci. Quindi chi è socio non lo fa per guadagnare come in tutte le altre banche. Nelle altre banche il dividendo è il Dio, è l'obiettivo da raggiungere. Io faccio qualsiasi cosa pur di uscire con un buon bilancio, quindi con un bilancio che dia guadagno. Tecnicamente si chiama dividendo, il fatto che io prendo quel guadagno e lo divido in tutti quelli che hanno azioni, quindi sono proprietari di quella banca, e lo distribuisco. Questo si chiama dividendo. E la banca vive su quello, perché se dà dividendi può andare sul mercato e dire: guardate che bravi siamo, anche quest'anno abbiamo distribuito 10 milioni di euro di dividendi ai soci, quindi venite da noi e avete la garanzia che vi facciamo guadagnare. Per far questo la banca fa qualsiasi cosa, anche le cose più immorali. Da mesi tutti quanti venite borbandati con il fatto che siamo pieni zeppi di crediti deteriorati, di crediti in sofferenza, detta all'inglese i famosi NPL, non performing loans, perché se lo diciamo all'inglese è più carino e soprattutto si inganna meglio il cittadino. Abbiamo 350 miliardi di crediti incagliati in sofferenza, questo vuol dire un 15% del totale dei monti prestiti, questo vuol dire il triplo rispetto alla media europea, il triplo rispetto alla media europea. Ma voi pensate che classe di politici abbiamo noi, visto che questi sono debiti che si sono accumulati in 20 anni, che ha permesso questa situazione? Abbiamo il triplo della media europea a livello di sofferenza, e queste sofferenze sono dovute al fatto che si è prestato moltissimo agli amici degli amici senza chiedere le garanzie. E peggio ancora, quando ci si accorgeva che quel determinato prestito non tornava indietro, non c'era la possibilità da parte del cliente che aveva fatto porcherie di restituire il prestito, pur di non metterlo in bilancio a passivo e quindi uscire con un bilancio più brutto e quindi con meno guadagni e quindi con meno dividendi, cosa si faceva? La genialata, lo si rifinanziava tranquillamente, lo si rifinanziava, quindi non dovevo portarlo in bilancio in perdita, uscivo con un bilancio migliore, semplicemente postdatavo la cambiale. Allungo, porto più in là la cambiale e se ne occuperà chi verrà fra 5, 6, 8, 10 anni. Intanto io, che sono attualmente membro del consiglio di amministrazione, faccio bella figura, vado in giro a tutti quanti a dire che la mia banca è uscita con un bilancio molto buono. Prestando questi denari, forti somme, a questi crediti che erano già persi, non rimaneva più denaro per l'economia reale. Voi sappiate che dal 2009 in poi l'ordine di scuderia per tutte le banche è rientrare e non concedere più prestiti, rientrare dei prestiti già emessi e non concederne più di nuovi, perché dopo la grande crisi del 2008 sono partite le verifiche europee, il famoso Basilea 1, l'attestato di garanzia, bisogna che mi porti, e andava avanti così per mesi e per mesi. In questa maniera è riuscito a scoraggiare moltissimi clienti che semplicemente a quel punto lì non chiedevano più
il prestito. Allora, Banca Etica, come vi dicevo, è l'alternativa etica che già funziona da 16 anni, che tutti voi potete verificare, perché vi ho detto non fidatevi dei politici, quindi non fidatevi neanche di me, andate a verificare con i vostri occhi. Online ci sono tutti i numeri, ci sono tutti i verbali delle assemblee dei soci. Cioè, anche se non siete soci, anche se non siete clienti, voi potete vedere nel sito di Banca Etica a chi presta il proprio denaro, la cifra e la causale. Ovviamente parliamo di persone giuridiche, perché per le persone fisiche c'è la privacy e non si può, ma poi voi potete vedere i vostri soldi eventualmente dove vanno a finire. Provate ad andare in una banca normale a chiedere fammi vedere a chi presti i soldi tu. Non si mettono neanche a ridere, cioè proprio non vi considerano. Figuriamoci se le banche normali vi dicono a chi prestano i soldi. Se mi permetti voglio dire una cosa di un minuto sulle banche. Visto che ho fatto qualche piccola ricerca sulle due banche che sapete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, non so se qualcuno di voi è rimasto fregato. Ecco. Beh, è abbastanza facile che succeda in una platea di qualche persona, ci sia qualcuno che è stato fregato. Prima lui diceva che le banche non hanno più prestato soldi ai cittadini e alle imprese per bene, è vero, ma non è finita qua. Ce li hanno presi con inganno. Io quando ero ragazzino avevo uno zio che è molto saggio, mi diceva che dentro le banche esiste un ufficio dove sulla porta c'è scritto ufficio produzione, ufficio innovazione. In realtà dentro ci sono dei veri e propri truffatori, gente che fa quello di mestiere, che magari ha già truffato altre persone in altre circostanze e vengono assunti dalle banche perché sono bravi a fare quello. E quindi non conta che siano dei laureati in statistica o in matematica, conta che siano dei bravi truffatori. Le banche assumono queste persone per fare queste operazioni. Nel caso di Veneto Banca, per esempio, è stato fatto un aumento azionario nel corso degli ultimi 20 anni, potete andare a verificarlo ovviamente, ed è stato fatto con uno schema di Ponzi, cioè molto banalmente, è stata una grande catena in Sant'Antonio. Chi ha comprato le azioni alla fine, dopo il 2011, è rimasto fregato, perché ha creduto nella buona fede di un istituto bancario che è lì da anni. In realtà è uno schema di Ponzi, quindi quelle azioni, sappiate chi ce le ha in mano, non valgono più nulla. Recupererete forse 2-3 euro e gli ultimi che le hanno comprate li hanno pagati 39,50 euro. Tu le paghi 39,50? 62,50 Popolare di Vicenza. Ah, vabbè. Valgono 0,01. Ecco, quindi non solo hanno smesso di prestare, ma hanno cominciato a prendere i soldi dalla carne viva delle persone, cioè dal risparmio. Io personalmente non entro più fisicamente in una banca da alcuni anni e non lo farò mai più. Non entro fisicamente perché mi sembra di entrare in un covo di malavitosi, mi sembra di entrare dentro una di quelle stanze dove i mafiosi stabiliscono chi ammazzare, come e quando. Non ci vedo nessuna differenza, anzi da un certo punto di vista è pure peggio. Quindi vi invito ad aderire, anche io ovviamente ho fatto Banca Etica è sempre una banca, intendiamoci, non è che è un'opera di carità, però almeno alcune cose sono tutelate. Sì, di banche potremmo parlarne per ore, casomai lo faremo in serata dedicata. Banca Etica ha 40.000 soci che sono cittadini normali e vige il principio capitario, quindi una testa un voto. Do la domanda alla fine, se no perdo il filo. L'altro lato della medaglia finanziaria sono le assicurazioni. In Italia gli italiani sborsano 145 miliardi di euro all'anno per pagare le polizze, 145 miliardi di euro all'anno paghiamo tutti noi per pagare le polizze, quindi figuriamoci cosa dovremmo avere in cambio. Invece in cambio abbiamo un trattamento pessimo, perché voi sapete benissimo che le assicurazioni di prassi, quando devono risarcire un sinistro, offrono una frazione di quello che è la cifra congrua che con cui dovrebbero risarcire appunto le vittime di quel sinistro. Questo lo fanno di prassi perché sanno che la grande maggioranza dei cittadini non è in grado di opporsi o non sa nemmeno che quella non è la cifra congrua e quindi loro risparmiano un mucchio di soldi, quindi guadagnano un mucchio di soldi. Allora, in Italia avete due alternative già funzionanti
per quanto riguarda le assicurazioni. E sono una il CAES e una la cooperativa insieme. Il CAES è riuscito a fare ultimamente quello che noi stiamo cercando di fare per legge, cioè uniformare il più possibile le polizze, le tariffe da nord a sud. Voi sapete che in Italia ci sono 110 livelli di tariffa che si differenziano da nord a sud a seconda proprio della posizione geografica, a parità di tutte le altre condizioni. La stessa identica polizza, che tu la faccia a Udine piuttosto che a Palermo, cambia moltissimo, anche di 3-4 volte. Il CAS è riuscito a diminuire questi 110 livelli di prezzo in 13 e sta ancora lavorando per portarli alla fine, si spera, a un unico livello, quindi si paga uguale in tutta Italia, quello che era prima che venissero riformate le assicurazioni. Trovate tutto online, potete cambiare online, il livello di prezzo è molto buono, siamo sulla fascia medio-bassa, quindi delle compagnie telefoniche e delle compagnie online, però la grande differenza del CAES, l'enorme differenza del CAES, è che lui si fa stipulare dei contratti senza le clausole fregatura. Anche qua trovate nel mio sito dei video in cui spiego un po' meglio la situazione delle assicurazioni e quali sono le principali clausole fregatura, quindi diritto di rivalsa, cessione del credito al carrozziere, le franchigie massimali, eccetera. Ecco, il CAES si fa stipulare polizze senza le clausole fregatura, che tecnicamente si chiamano clausole vessatorie, che sono quelle che appunto nel momento in cui magari disgraziatamente avete bisogno di un risarcimento ve lo fanno calare parecchio o addirittura fanno una parte di rivalsa verso di voi, perché se voi per esempio non pretendete l'esclusione del diritto di rivalsa e magari l'incidente è stato causato dal figlio 22enne, una parte della cifra le assicurazioni vengono a riprendersela da voi. La seconda alternativa è la cooperativa insieme, una cooperativa emiliana che utilizza l'ultima società mutua assicuratrice in Italia, e la mutua si differenzia da tutte le altre società di assicurazioni per lo stesso motivo per cui vi ho detto prima di banca etica, cioè la mutua non distribuisce dividendi. La mutua non distribuisce dividendi, quindi non è nata per fare lucro. Allora, nella cooperativa insieme c'è il cliente finale che stipula la polizza e la mutua assicurazioni che comunque è socio della cooperativa, quindi c'è la massima garanzia di non avere fregature e in più di avere un ottimo prezzo, perché la cooperativa raggruppa gli acquisti, quindi fa un acquisto di 20, 30, 50 polizze al colpo e facendo questo acquisto in gruppo riesce a ottenere dei buonissimi prezzi. Quindi banche e assicurazioni, non dovete spendere un centesimo in più, potete avere gli stessi servizi però a un prezzo decisamente più basso. E mi raccomando, non fate il ragionamento io non conto niente, conto pochissimo, ho 4 soldi messi da parte o peggio ancora sono a debito, perché è esattamente quello su cui le banche contano. Intanto se siete a debito a maggior ragione, perché è sul debito che la banca ci guadagna moltissimo da voi. E Banca Etica è nata per trattare il meglio possibile chi è a debito, tanto è vero che non tratta benissimo chi è a credito sul conto corrente, proprio per poter trattare molto bene chi è a debito. Però l'ultima cosa che vi dico su Banca Etica è che è riuscita nel miracolo, dico io, di salvare capra e cavoli, di coniugare l'eticità dell'utilizzo del denaro con ottimi rendimenti finanziari. Cioè, se voi acquistate i fondi di investimento di Etica SGR, che è la SGR di Banca Etica, quindi la società di gestione di risparmio di Banca Etica, andate anche in questo caso in internet, sono tutti dati ultra ufficiali, ultra pubblici, i rendimenti di questi fondi di investimento sono mediamente migliori della media del mercato. Sono migliori delle medie del mercato. Perché? Perché Banca Etica investe su quelle che sono le tecnologie pulite e del futuro, che non sono soggette a fluttuazioni improvvise, ma invece hanno un rendimento ottimale. Le energie rinnovabili, tutto il ciclo di gestione, depurazione e trattamento dell'acqua. L'acqua è il vero oro bianco del pianeta, sempre più scarsa, sempre più inquinata.
c'è bisogno dei desalinizzatori per tirarla su dal mare, appunto desalinizzarla, c'è bisogno di impianti di depurazione, di trattamento, c'è bisogno di un'enorme quantità di industria per l'acqua e su quella si può investire eticamente e avere buoni rendimenti. Tutto il discorso del riciclaggio, tutto il discorso delle bonifiche, pensate che per le bonifiche noi non sapremo neppure cosa andremo a spendere nei prossimi, forse secoli, sicuramente decenni. Noi non abbiamo neppure le tecnologie per depurare l'ambiente ed è per quello che c'è bisogno di investimenti ed è per quello che si può investire su società che appunto studiano tecnologie di depurazione. Noi abbiamo quantità immense di territorio devastato dall'inquinamento per il quale non sappiamo ancora come procedere e quindi pensate un po' di che lavoro c'è bisogno. Riciclaggio, agricoltura di qualità, tutti questi sono settori in cui investe Banca Etica, escludendo naturalmente armi, nucleare, OGM, petrolio. Quindi voi sapete che i vostri soldi vengono investiti su filiere etiche e vi danno un ottimo rendimento. Ripeto, non fidatevi di me, andate su internet e verificate, ci sono tutte le cifre. Vi ho detto due cose fino a questo momento a costo zero, vi aggiungo un'altra cosa a costo zero, cioè voi tutti avete a casa l'elettricità. L'elettricità in Italia si fa al 65% ancora con petrolio, gas e carbone, che sono fortemente inquinanti e che noi tutti paghiamo senza sapere questi inquinamenti. Infatti in termine tecnico si chiamano esternalità, cioè danni ambientali e sanitari prodotti da pochissimi soggetti, che sono quelli della filiera del petrolio, del gas e del carbone, che però paghiamo tutti. Cioè in buona sostanza quando andiamo dal benzinaio e facciamo il pieno o paghiamo la bolletta energetica imposta da qualsiasi altra parte, noi pensiamo di aver pagato. No, abbiamo pagato la punta dell'iceberg, ma veramente la punticina dell'iceberg, perché solo in Europa ogni anno l'inquinamento da filiera energetica ci costa 300 miliardi di euro, ogni anno, 300 miliardi di euro, che paghiamo con la fiscalità generale. A livello mondiale ci costa 5.000 miliardi di euro. Questi sono dati del Fondo Monetario Internazionale, non sono dati del Movimento 5 Stelle, quindi anche in questo caso sono dati ufficiali che trovate dappertutto. Questi sono soldi che noi, topi da laboratorio, paghiamo a chi ci inquina e guadagna quindi cifre folli. Se la filiera del petrolio dovesse pagare per ciò che inquina, chiuderebbe il giorno dopo. Perché semplicemente non è economico, non sta in piedi. La filiera dell'energia fossile si basa sul fatto che loro inquinano moltissimo e non pagano. E ripeto, i due dati che vi ho fornito sono dati ufficiali. I 300 miliardi sono uno studio dell'Unione Europea, quindi più ufficiale di così si muore. Allora dicevo, abbiamo queste cifre enormi che paghiamo tutti i giorni spalmate nella fiscalità generale. Pensate che solo la sanità in Italia sono 110 miliardi di bilancio annuale, è una delle cifre più alte e molti purtroppo dei costi sono dovuti a questi inquinamenti. Allora anche in questo caso potete cambiare le cose dal basso, senza sforzo, senza muovervi da casa, cambiando fornitore di energia elettrica. Cambiando il fornitore di energia elettrica, passando a un fornitore che vi porti 100% di energia rinnovabile, 100% di energia da fonte rinnovabile. Non volete cambiare il contatore, non volete che facciate nulla di fisico, si prende il telefono, si va sul sito internet, così come si cambia un operatore telefonico per passare da Vodafone a TIM alla 3 a Tiscali, la stessa cosa si può fare per l'energia elettrica. Io do mandato alla nuova compagnia, la nuova compagnia si preoccupa di scollegarmi da quella vecchia e di prendere il suo posto. E a quel punto lì voi sapete che tutta l'energia elettrica che utilizzate in casa è da fonte rinnovabile, quindi una differenza enorme, quello che la politica non vuole fare. Potete scegliere di essere semplicemente clienti, e quindi quello che vi ho detto
finisce qui, basta che scegliate il nuovo fornitore e trovate nel mio sito alcuni nomi principali, non sono tutti ma sono quelli che conosco meglio, oppure potete fare un passettino in più, se avete 2 soldini da parte potete diventare soci voi stessi, così come per Banca Etica potete essere solo clienti oppure anche soci, e io vi esorto a essere soci. Anche per l'energia elettrica potete essere solo clienti oppure potete essere soci, quindi fornitori di voi stessi. Con 150 euro potete diventare soci di Enostra, c'è il banchetto lì da Enel Club, che è uno dei soci fondatori, e Enostra va sul mercato elettrico, compra solo l'energia rinnovabile e solo quella prodotta da soggetti che fanno solo l'energia rinnovabile, non da società miste, perché anche l'ENI si metterà a fare l'energia rinnovabile, però l'ENI non è propriamente una società di energia rinnovabile. Sì, qui tra l'altro vedete proprio la mia prima bolletta con Enostra, ho fatto un video in cui la mostro, quindi era già 4 anni che comunque io consumavo energia tutta da fonte rinnovabile con un'altra azienda. Enostra è nata un anno fa, io sono uno dei primi soci non fondatori. Quindi qui con 150 euro siete 150 euro una tantum, quindi vi pagate una volta e siete soci per sempre. E se cambiate idea ve ne restituiscono anche 130, ma non la cambierete mai. Se invece avete ancora 2 soldini in più, potete fare ancora un passettino in più e diventare soci anche della parte costruttiva. Mettiamo il caso che voi siete in condominio o in altre situazioni in cui non potete costruirvi il vostro impianto sul tetto, potete diventare soci di cooperative che loro costruiscono anche l'impianto. L'energia prodotta da quell'impianto poi viene distribuita ai soci della cooperativa stessa. Qui andiamo a tagli di 500 euro, cioè per diventare socio ci vuole 500 euro come minimo, ma a quel punto siete padroni in parte anche dell'impianto produttivo, dell'impianto che produce l'elettricità. Quindi vedete che con questi passi qui voi avete cambiato totalmente il modo di produrre l'energia. Sempre nel mio sito trovate una sezione che si chiama consumo critico, in cui ho messo anche altre filiere. Una cosetta sfiziosa è quella dello smartphone, proprio questo che abbiamo tutti quanti in tasca e in mano. Lo smartphone è uno degli apparecchi più diffusi al mondo, più venduti al mondo, ogni anno se ne vendono centinaia di milioni di pezzi, però è anche uno di quegli oggetti che ha bisogno dei metalli rari, per prendere i quali secondo me noi fomentiamo molte guerre civili, perché dove c'è disordine, dove c'è guerra civile possiamo andare a prendere le risorse molto più facilmente. Allora c'è un progetto che si chiama Fairphone, Fairphone, che vi vendono proprio uno smartphone prodotto nella maniera più etica possibile, quindi con una filiera più certificata possibile. Prima che mi dimentichi, lasciate anche che vi spieghi perché vi ho fatto l'appello a diventare soci di Banca Etica e non solo clienti. Perché per legge, e questo è sacrosanto, una banca può prestare denaro in proporzione al proprio capitale sociale. Ora, diventare soci di una banca significa far crescere il capitale sociale della banca. Allora, siccome la banca può prestare proporzionalmente circa 10-15 volte l'ammontare del proprio capitale sociale per ragioni di garanzia, ecco che se io riesco a contribuire a far crescere il capitale sociale di quella banca, la metto in grado di prestare più denaro per l'economia reale, perché non ve l'ho detto, ma ve l'ho detto implicitamente, Banca Etica non investe un centesimo nell'economia virtuale, nella finanza virtuale, nella finanza speculativa, quei famosi 500.000 miliardi di euro di prodotti derivati, ma lavora totalmente, completamente, solamente con la finanza reale, scusate, con l'economia reale, con cose che si toccano con una mano. Quindi l'invito è non siate solo clienti, ma valutate anche di diventare soci. Alcune altre cosette veloci: la ristorazione.
anche nella ristorazione trovate molti soggetti che si ispirano a criteri etici, quindi potete scegliere di andare a mangiare su ristoranti, trattorie, agriturismo che si ispirano a criteri etici. E quindi il social lending è un altro termine inglese che vuol dire prestito sociale, e qui invertiamo completamente il rapporto, nel senso che diventate voi banchieri con 20 euro, cioè con 20 euro voi diventate banchieri. C'è un circuito mondiale che si chiama Kiva con la K, voi entrate nel sito, prestate, e ribadisco prestate, non donate, è un prestito, vi viene restituito. Se poi volete nella mia Gmail dimostro tutte le mail di restituzione del prestito con interesse, con un piccolo interesse. Quindi voi diventate banchieri con 20 euro per prestito, quindi potete prestare anche solo 20 euro o multipli di 20 euro, e scegliete voi il debitore che classicamente sono piccolissimi imprenditori dei paesi in via di sviluppo, agricoltori, trasformatori, piccoli commercianti, tutte persone che hanno bisogno di un piccolo prestito che però gli consentirebbe di fare uno scatto di qualità. Allora io vi ho detto all'inizio, la principale problematica mondiale è l'oligopolio. L'oligopolio uccide le piccole imprese, piccolissimo commercio, l'artigianato, le piccole imprese. Questo è uno dei sistemi con cui noi stessi possiamo contribuire a non farlo sparire. Anche in questo caso io sono membro di questa realtà da 5-6 anni e posso farvi vedere che tutto il denaro che ho prestato finora mi è stato restituito. E io cosa faccio? Lo ripresto. So che è lì. È come averlo in banca, però anziché essere infruttuoso o peggio ancora finanziare petrolio, armi, sapete che in Italia il 50% delle esportazioni viene fatto illegalmente verso paesi che la legge italiana vieta di vendere quelle armi. Noi la metà delle armi che vendiamo le vendiamo in maniera illegale a paesi a cui non dobbiamo vendere armi perché c'è una legge italiana che vieta di farlo. E sapete che in Italia c'è una legge del 90 che auspica, spinge per la riconversione dell'industria degli armamenti, per la riconversione in senso civile dell'industria degli armamenti. Ma naturalmente, figuriamoci, se se ne parla non si sa nemmeno. Quindi dicevo, voi potete essere protagonisti attivi e non più passivi, e ribadisco, bastano 20 euro al colpo. Una carta di credito per poter fare l'operazione, ribadisco, è un prestito, non è devisa privata o in aziende pubbliche. In tutte le aziende trovate i distributori di caffè, i distributori di merendine. Il caffè è una di quelle colture molto energivore e poco etiche. Sappiate che dal contadino al banco del supermercato il caffè subisce 18 incrementi di prezzo, 18, quindi pensate un po' qual è il guadagno. E potete chiedere di mettere appunto nella vostra realtà dove lavorate distributori ecosolidali provenienti e quindi gestiti da altro mercato e quindi con prodotti ecosolidali. E a questo punto arriviamo appunto alla grandissima opportunità offerta dal commercio ecosolidale. Commercio ecosolidale che è anche in questo caso lo specchio del commercio tradizionale, della grande distribuzione organizzata. La grande distribuzione organizzata va dal contadino e gli dice: io ti pago 5 centesimi al chilo di peperoni, era l'esempio che ci faceva ieri l'altro amico, prendere o lasciare. E molto spesso il contadino li lascia lì, marcire, perché con 5 centesimi al chilo non pareggia nemmeno, va in perdita. Il commercio ecosolidale fa l'operazione opposta, va dal contadino e gli prenota l'acquisto per l'anno dopo e glielo paga in anticipo. Ti ordino 20 tonnellate di patate, fissiamo un prezzo equo che ti permetta di lavorare in maniera sostenibile sia per l'ambiente sia per i tuoi lavoratori, e ti pago una buona fetta, te la pago già in anticipo, in maniera che tu sei totalmente tutelato.
Questo è il commercio ecosolidale in pochissime parole. E non tiratemi fuori la scusa che è difficile raggiungere i negozi dell'ecosolidale, perché è vero che i negozi dell'ecosolidale non sono moltissimi e non sono magari vicinissimi, però ormai in quasi tutte le catene della grande distribuzione organizzata c'è il banchetto con i prodotti del commercio ecosolidale, che sono marchiati o Fair Trade o Altro Mercato o altri marchi di commercio ecosolidale. Informatevi un attimo, ma li trovate magari. Qui non vi dico fate il 100% della spesa con questi prodotti, perché alcuni costano uguali, alcuni costano di meno, alcuni costano di più, per cui dovete valutare voi stessi, però anche in questo caso avete un'alternativa per spostare. E la parola spostare è importantissima, perché per la grande distribuzione organizzata un calo dei guadagni del 2% li mette in allarme totale, dice cosa è successo, perché quel prodotto lì adesso io ho un calo del 2%. Quando si accorge che la clientela si sposta sul prodotto ecosolidale, si sposta anche lei, non commettete lo sbaglio di dire dal basso non cambiamo niente. È bastato tra virgolette mandare 500.000 mail a Timberland, la nota società che fa le scarpe, minacciando di non comprare più le sue scarpe se non avesse cambiato la filiera di approvvigionamento del pellame, perché il pellame si è scoperto che proveniva quasi tutto da allevamenti posti nella foresta amazzonica per fare i quali si bruciava la foresta. Metodo classico veloce, brucio la foresta, ci metto sopra il pascolo. Timberland ha immediatamente cambiato la filiera di produzione. E come questi esempi ce ne sono moltissimi. Tra l'altro, ulteriore motivo per cui bisogna scegliere la finanza etica ed è scritto sul sito, per quello che dico andate sul sito, c'è molto di più di quello che vi posso dire adesso in un'ora, è l'azionariato attivo. L'azionariato attivo è quello che potrebbe far cambiare veramente il modo di produrre alle grandi società. Vuol dire che io, quando compro azioni di una società, non per specularci in borsa, non per sperare che il valore salga e poi diventa immediatamente, ma compro l'azione della società perché poi vado all'assemblea dei soci di quella società e voto secondo i miei criteri etici, non secondo i tuoi, non per massimizzare il guadagno, ma per fare industria in senso sano. Anche qui vi faccio un esempio banalissimo. Sapete tutti che cos'è internet e sapete che internet per funzionare ha bisogno di una marea di apparati di rete, router, switch, hub, altra tecnologia che tiene in piedi la rete. Tant'è vero che una delle aziende principali di questa tecnologia, che si chiama Cisco o Cisco in inglese, è una delle multinazionali che negli ultimi anni ha avuto una crescita mostruosa, perché è una delle poche che fa questi apparecchi, quindi ha avuto una crescita mostruosa. Qualche anno fa la Cina mi aveva chiesto una fornitura di apparecchi prefiltrati. Cioè cosa vuol dire? Che i cinesi avrebbero sì potuto navigare in internet, ma tutta una serie di contenuti gli venivano censurati. Perché per la Cina internet sì, ma non tutto. Allora l'azionariato attivo a cui partecipa Banca Etica e altri soggetti di finanza etica, perché per fortuna non è l'unica al mondo, sempre poco ma non è l'unica al mondo, sono andati all'assemblea dei soci di Cisco e sono riusciti con le azioni che avevano nel loro pacchetto, nei loro portafogli, a far votare una mozione che annullava questo ordinativo, o meglio, la Cisco ha fornito sì gli apparecchi della Cina, ma li ha forniti normali, non censurati, non filtrati. L'azionariato attivo va all'assemblea dei soci della Eni, va all'assemblea dei soci di Telecom. Nel 2007 Banca Etica è stata la prima ad andare all'assemblea dei soci di Telecom e dire: ma scusate cari amministratori delegati, la Telecom è in perdita da anni, è in perdita, è una cosa che capisce anche un bambino. Ma allora perché voi vi state aumentando gli stipendi? Una cosa banalissima. Se la società è in perdita, tu eticamente come fai ad aumentarti gli stipendi? Come si fa per popolare licenza dare un buono di entrata di 1,5 milioni di euro al nuovo amministratore delegato?
solo perché accettasse l'incarico. Io sono stato all'assemblea dei soci di Popolare Vicenza, nella quale si è deliberato di continuare, di trasformare in SPA, si è deliberato di non votare, cioè si è votato negativamente a un'azione di rivalsa nei confronti di vecchi amministratori. Una cosa, cioè questi ti pestano, ti massacrano e tu gli dai il lascia passare. A fianco del tendone immenso in cui c'era l'assemblea dei soci c'era un altro tendone immenso, a me viene da ridere, ma da piangere, con il buffet. C'è una banca mostruosamente in perdita che ha azzerato il valore delle proprie azioni, ha fatto perdere tra Popolare Vicenza e Veneto Banca si sono bruciati 17 miliardi di euro e questa, l'assemblea dei soci, ti mette un tendone immenso con il buffet. Loro dicono, beh, tanto 100.000 euro in più o in meno, ma rendetevi conto insomma in che mani siamo. Allora, cosa stavo dicendo che ho perso il filo? Gli assistenti? No, quasi. E una cosa che veramente vi invito di cuore tutti a fare è entrare in un gruppo di acquisto solidale. Se voi entrate in un gruppo di acquisto solidale vi cambia la vita in meglio, perché non solo vi scegliete voi i fornitori di pasta, di carne, di formaggio, ma anche abbigliamento, perché attenzione, è un gruppo di acquisto e anche il commercio ecosolidale, non commettete l'errore di pensare che siano solo banane e caffè, si fa anche abbigliamento. Il gruppo di acquisto in ogni caso, essendo formato da cittadini normali, può decidere di acquistare qualsiasi cosa. Tra l'altro, per i gruppi di acquisto solidale, il CAES, quella assicurazione che vi dicevo etica, fa uno sconto particolare, quindi avete un ulteriore vantaggio. Se siete soci di banca etica avete anche lì un piccolo sconto in più. Ma il gruppo di acquisto solidale, essendo formato da persone che mediamente sono molto sensibili, che si informano molto e che vogliono fare comunità, di solito non si limita solo al mero acquisto mensile, bimestrale, semestrale di qualsiasi tipo di prodotto, ma diventa una comunità all'interno di comunità che non esistono più, perché i nostri paesi, anche se sono piccoli, i nostri paesini, mi dite voi dove sta la comunità? Non abbiamo più una piazza nella quale riunirsi la sera perché c'è traffico dappertutto e nessuno vuole uscire. Non abbiamo più proprio la mentalità, abbiamo la televisione che ci ipnotizza, letteralmente ci ipnotizza. E non solo ci ipnotizza, ma ci spinge a non uscire, perché è una cosa che ormai quasi tutti hanno capito, ma ribadiamolo per l'ennesima volta, che il modo con cui si fa l'informazione in Italia e in molti altri paesi è studiato per farti perdere la fiducia nel prossimo, per farti perdere la voglia di uscire di casa, per cui la cronaca nera ha una rilevanza enorme perché si vuole che sia così, perché io ho due reazioni basilari quando sento dell'ennesimo omicidio, il padre che uccide il figlio che uccide il padre, la madre che uccide il figlio, il marito e moglie, fratello e sorella. Io ho due reazioni che poi mi vanno avanti per mesi, per anni, perché mi tirano fuori i casi Engaro, i casi, tutti li continuano per 20 anni. Perché così uno dice, beh, tutto sommato io sto bene, anche se sono cassa integrato, anche se ho la pensione al minimo, anche se ho una situazione brutta, ma tutto sommato, dai, c'è chi sta peggio di me, per cui non lamentiamoci, tiriamo avanti. E poi soprattutto la reazione più grossa è, ora a me non ne fide più di nessuno, non ne fide più di nessuno. Vai fuori in piazza, a parte i marocchini, a parte gli nigeriani, chissà chi te trova, non prendo più l'autobus, non prendo più il tram, chissà chi te trova, e si è perso completamente il modo di fare comunità. Dov'è che si fa comunità? Le persone più anziane si ricorderanno che una volta avevano poco di tutto, però quel poco cercavano di fare più condivisione, cercavano di darsi un po' più una mano. Adesso per carità non è che dobbiamo tornare indietro a quei tempi, però abbiamo perso completamente la voglia di fare cooperazione, di fare solidarietà, di metterci assieme, che è quello che ci farebbe sconfiggere veramente le grandi multinazionali.
loro contano su questo, contano sulla loro nominazione. Però io adesso ho iniziato una serie di video nelle quali parlo esplicitamente di varie realtà di cooperazione in Italia, quindi cose che già funzionano, hanno già dimostrato di funzionare, alle quali anche in questo caso basta semplicemente associarsi, perché questa è la grossa differenza. L'ho detto dall'inizio, dall'alto quello che stanno facendo è oligopolizzare tutto, e il risultato finale qual è? Che abbiamo 66 persone che hanno l'equivalente di ricchezza di 3 miliardi e mezzo della popolazione più povera. Ma la cosa ancora più grave è che questi 66 persone 5 anni fa erano 380. Cioè 5 anni fa c'erano 380 persone che avevano l'equivalente di 3 miliardi e mezzo della popolazione. Adesso sono diventate 66. E in Italia il trend è uguale, abbiamo l'1% della popolazione che ha il 23% della ricchezza nazionale. Ma la cosa ancora più grave è che negli ultimi 10 anni l'incremento di ricchezza che c'è stato, negli ultimi 10 anni c'è stato incremento della ricchezza, ma oltre la metà è andato al 10% della popolazione già più ricca. È quello che tutti quanti vedete tranquillamente, l'allargamento della forbice, quindi l'assottigliamento della classe media, che molto spesso va nella parte più bassa, e l'assottigliamento ugualmente anche della fascia ricca, sempre meno ma sempre più ricchi. Allora, se questa è la tendenza nazionale, oligopolio, se questa è la tendenza mondiale, oligopolio, secondo voi la politica dove va? Cosa fa? La nuova riforma costituzionale che si voterà settembre, ottobre, novembre, adesso dovrà deciderlo, secondo voi che cosa farà? La nuova riforma costituzionale è pensata per far sì che sempre meno gente abbia sempre più potere, in questo caso le segreterie di partito. E quindi in pochi secondi vi ho detto perché noi voteremo no a questa riforma, perché metterà nelle mani di sempre meno persone sempre più potere. Questo è l'unico riferimento politico che faccio, tutto il resto è a disposizione sul mio sito con ulteriori informazioni. È tutto già pronto, basta che aderiate, non occorre che vi investiate quasi niente. Se avete domande, c'era una signora e... Come si chiama il sito? Il nome del sito? Tracce, il sito si chiama Tracce. Da anni possono veramente incidere, ci sono proprio fatti concreti che non li mostrano. È vero. La COP diciamo che è la più grande catena di istituzione che abbiamo in Italia. Sì, bravissimo, la Coppa è la prima che si è mossa in questo senso, mi dai anche modo di recuperare l'ultima cosa che non vi avevo detto, che è l'abbigliamento. Allora, la prima filiera più inquinante al mondo, ve l'ho già descritta, è quella delle fonti fossili, dell'energia da fonti fossili. La seconda filiera più inquinante al mondo, udite udite, è quella dell'abbigliamento. Si può capire la tendenza della moda della stagione seguente osservando il colore dei fiumi e delle acque di determinati fiumi in Cina, in Messico, che sversano. Per lavorare i prodotti di abbigliamento si usano 2000 sostanze, molte delle quali tossiche, e i livelli di controllo e di legislazione in gran parte del mondo sono totalmente insufficienti. Allora io adesso inizierò a spingere a livello nazionale per un'incentivazione della filiera italiana detossicizzata, perché abbiamo fortunatamente aziende che sono riuscite a convertire la loro produzione da sostanze che utilizzavano sostanze tossiche in sostanze non tossiche. Sono circa 400 le sostanze tossiche che fanno parte di questo protocollo Detox, si chiama, ed è una campagna internazionale che ha lanciato Greenpeace alcuni anni fa. L'intero distretto di Prato, che è uno dei distretti del settore abbigliamento più famosi, più produttivi, ha già aderito a questa campagna, altre 27 aziende in Italia hanno aderito a questa campagna. Anche in questo caso stiamo molto attenti perché potremo acquistare prodotti senza lavorazione chimica. Andate nel sito di Greenpeace, la sezione Detox, ci sono i nomi e i cognomi delle aziende che si stanno impegnando di più.
Quindi voi potete andare in questo sito per tirarvi giù i nomi, quando andate in negozio potete scegliere il prodotto Tizio piuttosto Caio, perché sapete che Tizio si è impegnato di più in questa filiera. Io cercherò di spingere a livello parlamentare, però anche in questo caso dal basso voi potete fare moltissimo. Tra l'altro questa è un'opportunità eccezionale per i posti di lavoro italiani. Voi sappiate che in Italia negli ultimi 10 anni abbiamo perso il 25% della forza lavoro nel settore dell'abbigliamento per le note vicende di delocalizzazione, perché si va a delocalizzare. Noi non saremo mai competitivi a livello di costi di materia prima e di costi di manodopera con paesi di via di sviluppo, però possiamo essere e siamo estremamente competitivi nel design, nella tecnologia, anche in questo caso tecnologia pulita. Per cui facciamo tutti uno sforzo, informiamoci su quali sono le aziende che si stanno impegnando di più per togliere i prodotti tossici dall'ambiente, prodotti tossici che assieme a quelli della filiera energetica e in generale a tutte le lavorazioni industriali hanno portato alla creazione di decine di migliaia di sostanze sintetiche, cioè che la natura non conosce. Sono almeno 80.000 le sostanze sintetiche, quindi create dall'uomo, che la natura non conosce, non sa come gestire, noi non sappiamo come bonificare: colle, solventi, plastiche, lacche, gomme, vernici, impermeabilizzanti, antiossidanti, conservanti, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste sono quelle che ci stanno ammalando, ci stanno facendo letteralmente morire. Sappiate che in Italia abbiamo solo di malattie endocrine un'emergenza nazionale di cui nessuno parla, perché non se ne vuole parlare, anche perché ovviamente poi ci sono le società farmaceutiche che guadagnano l'ira di Dio nel vendere i farmaci. Abbiamo 6 milioni di ammalati di malattie endocrine, 6 milioni. Cioè, credo che ogni commento sia superfluo. Allergie da contatto, allergie respiratorie, fatevi un giretto, parlate con i pediatri, parlate con chi si occupa di patologie respiratorie, abbiamo un incremento mostruoso di queste patologie. Abbiamo le malattie endocrine e poi abbiamo purtroppo la malattia, quella di cui non si fa mai il nome, che ovviamente sta salendo anche quella moltissimo. Quindi possiamo fare moltissimo dal basso. Io vi ho indicato alcune soluzioni già assolutamente pronte. Se non ci sono domande.